in collaborazione con AgriBanking, il tuo partner di filiera. La puntata di questa settimana ci porta in Piemonte. Andremo nelle Langhe, visiteremo le Langhe, parleremo di vino, ma vedremo anche luoghi storici legati a doppio filo tra il vino e la storia d'Italia. Il castello a Grinzane Cavour, il castello di Camillo Benso conte di Cavour e poi la tenuta Fontana Fredda. Dal Piemonte poi torniamo in Emilia-Romagna, anzi a Bologna, nella provincia di Bologna, a Bentivoglio, qui al Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio, dove Donne in Campo CIA ha festeggiato la giornata internazionale della donna. Formaggio di Fossa a Sogliano DOP. Oggi parleremo di questo prodotto a denominazione di origine protetta. Siamo andati nella zona dove vengono infossate queste cacciotte a Sogliano Rubicone. Ci occuperemo di questo prodotto tipico e della storia che rappresenta anche per il territorio. Siamo circondati dalle colline e dai vigneti in uno dei luoghi simbolo dell'Italia del vino. Siamo nelle Langhe in Piemonte, Langhe che insieme a Roero e Monferrato dal 2014 sono patrimonio mondiale dell'UNESCO, che riguarda, per essere precisi, 5 aree vinicole distinte e un castello. La Langa del Barolo, dove ci troviamo in questo momento, le colline del Barbaresco, Nizza Monferrato, il Barbera, Canelli e l'Asti Spumante, il Monferrato degli Infernò e il castello di Grinzane Cavour, che è qui alle mie spalle e che è il punto di partenza del nostro viaggio, ma anche tappa fondamentale della vitivinicoltura piemontese. La storia del castello di Grinzane inizia in realtà attorno all'anno 1000, quando era una semplice torre di avvistamento, poi passa di mano in mano. All'inizio del 1800 viene dato in affitto alla famiglia dei Benso marchesi di Cavour e il giovane Camillo, a soli 22 anni, viene mandato qui dal padre ad amministrare una tenuta di ottime terre e di tante vigne che però era allo sbando. Si produceva vino, un nebbiolo però davvero scadente. Va detto che quel Camillo Benso, conte di Cavour, che tutti conosciamo come grande figura del Risorgimento, artefice dell'Unità d'Italia, anche dell'agricoltura, aveva una visione molto moderna. Affiancato da un enologo, introduce la fermentazione in tini chiusi, l'uso dello zolfo per garantire la conservazione del vino, che così sfuso comincia ad essere venduto un po' in tutto il Regno di Sardegna. Poi nel 1848 chiama un enologo francese che si comincia a lavorare per ottenere un vino secco invecchiato sul modello bordolese. Dalla Francia si fanno arrivare addirittura le prime bottiglie in vetro e l'anno successivo si registra l'imbottigliamento delle prime 100 bottiglie di vino vecchio 1844, probabilmente la prima annata di Barolo in bottiglia. Di certo Cavour non era l'unico né forse il primo a lavorare sul Nebbiolo e quindi sul vino Barolo, ma se la viticoltura piemontese ha un re, il Barolo, ha anche tanti altri vini blasonati, rossi e bianchi, che ritroviamo tra l'altro
tutti qui al castello di Grinzane Cavour, sede dal 1967 dell'Enoteca regionale piemontese. E se nelle sale possiamo rivivere la storia di Cavour, della tradizione vitivinicola della regione grazie al museo etnografico, ai piedi del castello, nella vigna del Conte, è stato allestito un open air museum che racconta proprio tutti i vari percorsi della vite, della viticoltura, dell'arte dei vignaioli che in queste colline da secoli si tramandano di generazione in generazione. E intanto è proseguito il nostro viaggio nelle Langhe tra storia e vino. Siamo arrivati a Serralunga d'Alba, ospiti della tenuta Fontana Fredda. Tenuta nata nel 1858 da una storia d'amore, quella tra re Vittorio Emanuele II e Rosa Vercellana, famosa come la bella Rosina. Oggi sono 120 ettari certificati a biologico, su una fascia collinare che va dai 250 ai 420 metri, dove si produce Barolo di OCG, ma anche gli altri vini tipici piemontesi, DOC e di OCG, dal Barbaresco al Barbera, dall'Arnè al Moscato all'Asti spumante. E quello di questa azienda è una storia molto particolare. La tenuta fu regalata dal re alla sua amante, la bella Rosina, appunto, che divenne contessa di Mirafiore. Poi venne sposata dal re con matrimonio morganatico, quindi non ebbe diritto né lei né la discendenza né i figli avuti dal re ai titoli reali, ma comunque la tenuta era la loro. E fu proprio Emanuele Alberto, conte di Mirafiore, figlio del re e di Rosa, a dare vita nel 1878 all'azienda vitivinicola. Un imprenditore illuminato, Emanuele Alberto, che portò tra l'altro il Barolo nel mondo, ma creò anche un'azienda all'avanguardia dal punto di vista sociale, possiamo dire. Negli anni infatti la tenuta divenne un vero e proprio borgo abitato da 250 persone circa. C'erano le abitazioni dei contadini, la scuola, la chiesa, il CRAL, cioè il circolo ricreativo per i dipendenti, e una società di mutuo soccorso, la cosiddetta Fratellanza Agricola Operaia, voluta proprio da Emanuele Alberto. Un periodo di splendore che si arrestò nel 1931. La filossera prima, la grande crisi del 29 poi portarono al fallimento e alla vendita della tenuta. Nel dopoguerra è rinata, è stata venduta, rinasce, si producono grandi vini. Nel 2008 viene acquistata da Oscar Farinetti e Luca Baffigo. È la svolta, arrivano i riconoscimenti internazionali, la conversione al biologico e il villaggio narrante che in 30 tappe fa rivivere ai visitatori i 160 anni di storia della tenuta Fontana Fredda e i suoi luoghi simbolo, la Villa Reale, qui alle mie spalle, il parco con degli alberi bellissimi, secolari, piante esotiche, come ovviamente andava di moda a quel tempo. Il laghetto, alimentato in parte dalla sorgente fredda che dà il nome all'azienda, poi la rotonda dove venivano pigiate le uve con i piedi. E poi il cuore della tenuta, le cantine storiche. C'è la cattedrale che deve il suo nome alla struttura del soffitto e ospita 42 botti di rovere di Slavonia da 140 ettolitri circa. La scuderia, dove trovavano ricovero, oltre ai cavalli del re, anche i suini e i bovini dei Mesadri. Oggi è considerata una delle bottaie più lunghe d'Europa. Poi la cantina Mirafiore, la più antica di tutte, dove sono conservate 6 botti in castagno originali di proprietà del sovrano. E poi anche le prime vasche in cemento costruite in Europa, che risalgono al 1887. Esempio della spinta innovativa data da Emanuele Alberto all'azienda. La tenuta è ricchissima di storia, di fascino, questo però è un luogo segreto, possiamo dire, ed è davvero il momento di visitarlo, di entrare. Allora, Monica Tavella, responsabile ospitalità per la tenuta Fontana Fredda, dove siamo in questo momento?
Qui siamo nella ghiacciaia e questo luogo nasce nel 1881. Era il frigorifero della Villa Reale dove venivano conservati i cibi in attesa di essere cucinati, quindi la selvaggina che recacciava, ma anche questa famosa gallina all'aglio che lui voleva gli venisse cucinata. Oggi questo luogo ospita le nostre preziose bottiglie di spumante metodo classico Altalanga, uno spumante che deve fare questa seconda rifermentazione in bottiglia e deve rimanere per 36 mesi sui lieviti, e quindi ecco che qui abbiamo il Contessa Rosa Rosé, il Futuro Gattinera e il Blanc de Blanc, che sono tre delle nostre eccellenze, tre delle nostre preziose bollicine prodotte in Piemonte e in Langa. Certo. Ovviamente una ghiacciaia, per forza siamo a 2 passi dal laghetto, quando il laghetto gelava si prendeva il ghiaccio da lì e in più si recuperava la neve attorno. Come funzionava? Veniva buttata dentro, portata dentro? Venivano messi blocchi di ghiaccio all'interno di questo foro che avete visto, si aggiungeva la neve e per tutto il periodo la temperatura si manteneva perfetta per la conservazione degli alimenti. Bene, quindi adesso dove vediamo le bottiglie ci stavano gli alimenti meno deperibili e invece negli spazi qui alla nostra destra, più vicini alla neve e al ghiaccio, ci stavano appunto le carni, la famosa gallina che tanto amava il re. Oltre 160 anni di storia per una tenuta che ha ovviamente una lunghissima, importantissima storia alle spalle, ma guarda al futuro, biologico, tanta biodiversità. Sì, l'altra notte l'ho passata con i miei a cacciare le gatte. Le gatte sono dei piccoli animaletti così che mangiano le vigne proprio adesso, mentre stanno sbocciando, mentre mettono il bird, come si dice da noi, queste mangiano le vigne di notte. E siccome noi siamo bio e non diamo gli insetticidi, dobbiamo andare a mano a raccogliere di notte. È una storia incredibile. Si vede le vigne con 30-40 persone con la lanterna qua, con la pila sulla testa, che prendono questi animaletti e li mettono in un sacchetto. Per dire come intendiamo noi l'agricoltura. Sì, è una grande fortuna perché questa roba qui l'ha fatta Re Vittorio Emanuele II, l'uomo più ricco d'Italia allora, che quindi ha creato questa meraviglia. Il nostro compito è soltanto quello di tenerla in ordine. Ma è vero che lei qui da giovane, da ragazzo, lavorava per arrotondare durante gli studi? È vero, facevo quarta ginnasio, avevo 14-15 anni e venivo a vendemmiare per 500 lire l'ora, che era un'enormità per noi, per un ragazzino di quell'epoca. Ti pagavano 500 lire l'ora e io andavo a comprarmi il toast e la Coca-Cola al bar Calissano di Alba, che costava 500 lire. Quindi ogni ora avrei potuto mangiarmene uno. E sì, venivo e guardavo questa meraviglia. Poi, come sapete, nel 2007 è stata messa in vendita dal Monte dei Paschi di Siena, che ne erano i proprietari, e noi siamo riusciti ad aggiudicarcela. Ci tenevo da matti, una cosa importante perché è la più bella tenuta del Barolo, e da allora abbiamo fatto una grande conversione, l'abbiamo fatta tutta bio. Pensi che non usiamo neanche più i lieviti, perché è talmente sana la terra, per cui i lieviti che ci sono sulle bucce, sa che adesso c'è questa polemica che non bisogna usare i lieviti industriali ma quelli del territorio. Noi non usiamo neanche più lieviti preparati, quindi soltanto quelli naturali che c'è sulle bucce. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro sul bio, che io ritengo molto importante, ma nello stesso tempo abbiamo applicato le migliori tecniche innovative possibili. A me piace molto abbinare tecniche innovative e quindi utilizzare le migliori macchine oggi esistenti al mondo alle più antiche tradizioni, per fare il vino come una volta ma senza i difetti di una volta. Ma il futuro del mondo del vino, quale sarà? Il futuro è nella qualità. Si beve sempre meno alcol, come secondo me è giusto che sia. Pensi che noi italiani siamo passati da 73 litri di consumo medio pro capite a 31-32, quindi si deve fare meno vino ma di grande qualità, e soprattutto il futuro, per chi ha avuto la fortuna sfacciata di nascere in Italia, la fortuna abnorme di nascere nelle Langhe, è quella di venderla al mondo. Cioè abbiamo davanti a noi tutto il mondo, noi siamo lo 0,2% delle terre del pianeta, noi l'Italia abbiamo la fortuna di essere il paese più bello del mondo, quindi il nostro compito è farci perdonare l'immensa fortuna che abbiamo avuto, visto che nessuno di noi decide dove nascere, e chi ha avuto la fortuna pazzesca di nascere nel più bel paese del mondo, secondo me ha il dovere di farsela perdonare e quindi andare nel mondo a portare le nostre meraviglie. Quindi il futuro è il mondo, è la qualità e soprattutto la sanità, la pulizia.
cioè creare prodotti che mettiamo nel nostro corpo che siano i più naturali possibili.